gli assi sono la spessa, no? E prima le urche che non so se avete già visto i carri. Viene Ugo su quattro tipe che appena gioveste o dici, probabilmente sono i soliti uomini vestiti da donna per far grignare, però dici, però come uomini, cioè, sono tirati insieme bene. Dopo guarda bene quattro brasiliane, ma giuste, cioè mia quattro uomini vestiti da donna. Non fanno niente, il car è abbastanza fuori, però i quattro brasiliani si sicuro in merita. Devo dire arriveranno. Non ti domandiamo cosa hai guardato per primo, perché... Le ruote del trattore, certo. La marca del carretto, certo, la realtà cos'è, Certamente. Dunque, carissimo, allora siccome è un po' che non ti vediamo, vogliamo sapere le tue ultime novità. La prima novità è che ho tagliato i capelli. Vedi che i boccoloni biondi che più... Bene. E devo dire che tanti, adesso stavo passando su dal centro del paese e sentivo i commenti che dicevano ma il mio Beppi che lì, no? Il Beppi le bionde che hai no? E allora passavo tranquillo dalla sera, però non è mica il caso merda. E questo è già un primo... Questa è la prima novità, la più di rilievo. Ecco, non è che fai come chi era Sansone. Che quello che gli tagliava i capelli perdeva le forze. No, nel mio caso più i capelli sono corti e più io sono forzuto. Benissimo. Grappa pelata sono proprio al 100% delle energie. Tanto è vero che uscirai a breve, dunque ci dicono il 6 di marzo, con un nuovo lavoro. Sì, non è nuovo fino a un certo punto, Dici. È una raccolta di canzoni di 2 o 3 anni che esce allegata all'Eco di Bergamo venerdì 6 marzo e è una raccolta destinata soprattutto a quelli che sanno chi è il Beppi sì e no, nel senso che vabbè che presenti che è il Beppi ma magari gli ha sentiti che non sono più d'età. Però ci sono anche una brachina di cose, una brachina è un'unità di misura che rende, è una brachina da lavoro destinate anche a chi invece conosce bene il Beppi, cioè c'è un brano completamente inedito che si chiama Suoneria piacevole e a UFO, che vuol dire a gratis, ecco. E poi ci sono altre cosette così, incisioni non hai sentite prima, cose insomma divertenti. Alcuni pezzi dicevi anche live, registrati live, quindi... C'è qualcosa registrato dal vivo, sì, c'è dentro un po' di tutto, secondo me, a dire mia perché è la me, secondo me è una bella raccoltina, è fatta bene. Me reste Übergamask, che è un po' il sunto di quello che è il mio messaggio negli ultimi anni, quando praticamente tutta la televisione, tutto il mondo dei media vuole che Bergamo sia in un determinato modo, se vuole che Bergamo sia come vogliono loro, e invece me Öneis Bergamasc come diglie mia come i dischi di Roma o di Milano Öneis de Bergen come se not, come parla not, come così insomma, tant'è che questa frase me resto in Bergamasc fa anche parte del ritornello della canzone Remigio che sarà la prima del CD raccolta. Ecco, ovviamente tu oggi non puoi andartene senza non farci sentire qualcosa, quello non ti credere che no. È vero che no? Ma se possiamo andare senza sentirlo? Dai, tanto sta che aspettare al Frez e basta, sta che al Frez a sentire il Beppi cambia via, tanto vale che tanto cosa gli te fa? O che alcuni tre ai car, ortighe, che mi ha tata catapova. Comunque guardate che quella del 6 marzo del Beppi è un scoop eccezionale. Ha dovuto mettersi d'accordo con gli U2. Perché? Ah sì, è vero! Ragazzo buono, mica per L'era, perché gli U2 escono anche loro il 6 marzo, infatti mi ha telefonato Bono, di ma te per via spostare l'uscita del CD, che cosa gli fa anche me il 6 marzo, di ascolta Bono, lo siamo spostato all'ultimo mondo, adesso mi rompi di scatole. Oh il Bono, che ti è il personaggio il Bono, vedete come siamo fortunati. Così gli ho detto Bono vieni su anche te al carnevale di Crusone che c'è su la Berta che presenta, lui mi fa la Berta se che lei non è più giovanissima ma sa ancora il fatto suo, ma dice il Bono è l'intenditore la che fai u due te Va bene.
bene Beppi, guarda, questa te la passo. Per questa mi devi 5 euro. Minimo, per il complimento del genere. Bravo, è vero. Dunque, io direi che in questo momento si potrebbe anche ascoltare una delle tue canzoni. Ma sì, dai, riempiamo questo momento di attesa. I carri mi hanno detto che ci impiegheranno più o meno mezz'ora. Giusto? Forse sì. Una mesuretta via che in mezz'ora possiamo farci stare dentro un paio di canzoni, poi te farai un po' di balletti così, via, dopo Angaria a piedi su, dai, va bene. D'accordo, allora intanto Ma te pure Riccardo con c'è la telecamera lì, ma se viene col fusil pintato allora. Allora intanto colgo l'occasione per ringraziare i nostri DJ. Certo. Beh, io aspetto di sentire la base prima di ringraziarli, se il part se va bene dopo che dica grazie. Selgaria Tuala perché due, erano due. Dai, ok. Ci sei? Sì. Remigio has Kansas City. Dal volta al bar